inusuale, cambiando un po' modo di incontrarci. Intanto avete visto, siamo tutti con una coppia dell'unità oggi, no? E d'ora in avanti dovremo farlo più spesso. Facciamo iniziare questa nostra assemblea delle leghe regionale da Luca Bassanese. Che qualcuno ha sbattuto il suo futuro fuori dalla storia col sorriso di chi prende 500 volte la sua paga. Io mi rivolgo a lei, caro Presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, lei che è sigillo della democrazia. Io mi rivolgo a lei, la faccio con amore, o qui si fa l'Italia o si muore. L'Italia è una, indivisibile e così sia, ma purtroppo c'è un'idea un po' strana di democrazia, è ammalato di paura, vive di pane e nostalgia, con il fucile alla finestra, ora in preda alla follia. L'Italia tutela la ricerca, ma prova tu a declamare questa frase davanti ad un portone dell'università, lì dove uno studente non dorme tranquillo nel suo letto, ma per farsi ascoltare è costretto a vivere sul tetto. L'Italia ripudia la guerra, ma è uno stato di base. Sarà che dopo la liberazione siamo tutti un po' americani, e poi quando attaccano un paese con il quale siamo in affari, l'Italia è pronta a sacrificare i suoi figli militari. Io mi rivolgo a lei, caro Presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, e che è sigillo della democrazia. Grazie a tutti di essere qua, ancora non ci siete tutti, è un momento importante per lo STI regionale, per fare il punto della situazione così complicata e per riportare quello che nelle decine e decine di assemblee abbiamo fatto, svolto in questo mese. Io invito per questo, perché ogni territorio avrà un suo relatore che appunto dirà qual è l'umore dei nostri pensionati, dei nostri iscritti, delle tante anziane e dei tanti anziani, quindi invito chi relazionerà provincia per provincia ad accomodarsi qui sul palco: Giorgio Piccoli, Luigina Scavazzini, Maurizio Busso, Cestonaro Andrea, Angela Fiboni, Ludovico Bellini e Anna Martellotto. Beh, non c'è bisogno di presentarla, l'avete già vista, c'è la nostra segretaria nazionale Carla Cantone. In sala il segretario regionale della CGIL Emilio Biafora, che riceveranno il segretario anche della CGIL della Camera del Lavoro di Padova, Andrea Castagna. Comunque diamo la parola per iniziare alla nostra segretaria regionale Rita Ciao. Un sistema previdenziale pubblico per noi e per i nostri figli. Non rinunceremo come STI ad avere una legge nazionale per la non autosufficienza. Il welfare, non solo, l'abbiamo detto tante volte, redistribuisce reddito, non solo regione. I tagli lineari di questi ultimi anni hanno massacrato il sistema dei servizi, tutti, per quanto riguarda per esempio il tema del pronto soccorso, di quello che sta a pagare pure 150 euro il costo del viaggio dell'ambulanza. Siamo a questo punto
del vecchio governo ed è roba sua natura. E il fatto che il pronto soccorso stia diventando un presidio così importante dappertutto, quindi non solo al sud. Stiamo organizzando la giornata dell'8 marzo. Credo che abbia ragione oggi Francesca Izzo sull'unità quando dice che il tema delle donne è scomparso dal panorama politico della politica italiana. Da parte del governo, vi ricordate molti che aveva incontrato prima i partiti, poi i giovani, poi le donne, poi la Fornero che continuava a richiamare questa questione delle donne, mi pare che la politica di genere sia scomparsa dall'orizzonte politico, ahimè non solo del governo, ma mi pare anche delle forze complessivamente di centro-sinistra. Di questo problema non si parla più, pare scomparso ed è un grave errore di analisi politica, perché se scompare la questione delle donne vuol dire che diventiamo molto più deboli nella difesa e nello sviluppo del welfare. O questo legame cerchiamo di ricomporlo o altrimenti corriamo seri e grandi rischi. La taglio conto sull'8 marzo abbiamo un volantinaggio in giro per tutti i quartieri rionali, abbiamo 4 gazebo nelle piazze, abbiamo organizzato i pranzi e le cene con le compagne e anche i compagni, perché riteniamo che il problema delle donne non sia un problema delle donne, ma sia un problema complessivo delle donne e degli uomini. Abbiamo organizzato una rappresentazione al Teatro Filippini che avrà il tema Donne al Parlamento. In contemporanea il Partito Democratico a Verona organizza per il 9 marzo una commemorazione di Mille e Occhi al Teatro di Stima, perché è un'occasione importante per ricordare una grande figura della sinistra italiana. Per il sociale, tagli dal Fondo Nazionale per grazie a Maurizio, e adesso la parola al segretario regionale della CGIL, Emilio Villafora. Cari compagni e cari compagni, io penso che oggi stiamo non celebrando una riunione qualsiasi, ma un appuntamento molto importante, perché il completamento di un pezzo di discussione che si è tenuta nelle leghe, ma anche un rilancio di questa stessa discussione, come diceva nella relazione la vostra segretaria generale. Io penso che quello che si è prodotto e quello che state producendo in questa discussione è molto importante, più complessivamente per la CGIL, in una fase in cui facciamo difficoltà, lo dicevamo ieri nella riunione dei segretari generali del Veneto, ad avere un rapporto diffuso con i lavoratori, con la cittadinanza, in una fase che sfida anche il sindacato ad innovarsi, ad avere in campo proposte, non soltanto a fare propaganda, ma a capire cosa si muove nel corpo profondo della società italiana. Importante questo tipo di iniziativa e anche quello che state facendo e di cui vi ringraziamo, perché contribuisce ad arricchire quella che per noi è diventata una delle frontiere importanti accanto alle altre questioni su cui poi mi dilungherò un po', se vogliamo qualificare la nostra contrattazione sociale, che mette insieme i bisogni non solo delle persone anziane, ma che cerca di fare comunità, facendo incontrare le persone che hanno già lasciato il lavoro, con quelli che lavorano, con le tante famiglie e con i tanti ragazzi che oggi vivono una condizione di difficoltà e di sofferenza. Siamo come Paese dentro un passaggio storico, a mio avviso, non un passaggio normale, perché in discussione ci sono non solo i diritti che abbiamo conosciuto, ma un'idea di società, un modello sociale, la stessa possibilità di pensare ad un futuro che espanda le condizioni di libertà, di eguaglianza tra i soggetti di questa società. Siamo di fronte ad un passaggio storico, perché a secondo come evolverà lo scontro che è aperto in Europa e in Italia, il rischio di trovarci di fronte a una società più ineguale, in cui crescono i poveri, in cui cresce la sofferenza e in cui il Paese complessivamente rischia di arretrare.
ma noi stiamo da quella parte di chi pensa che un'altra risposta è possibile, che dentro questa rivisitazione del modello sociale europeo non si tratta di lasciare e di mollare i diritti, le prestazioni, il welfare che abbiamo costruito, ma di ripensarlo, sapendo che abbiamo bisogno di uno sforzo generale che parli a soggetti oggi esclusi e che rischiano di essere messi ai margini della società, aumentando per questa via non solo le diseguaglianze, ma quel senso di abbandono, quel senso di solitudine che non attraversa soltanto oggi le persone anziane, ma tanti ragazzi, tante ragazze, le solitudini di tante donne che sono rimaste senza lavoro e magari escono da una storia familiare fatta di separazione, di tanti uomini, di tanti lavoratori che accanto alla perdita del lavoro hanno perso anche una loro identità sociale. Noi abbiamo bisogno di pensare a questo mondo, non come un mondo a cui bisogna dare una risposta di tipo assistenziale e reddituale, che pure c'è, ma come una delle grandi leve su cui ripensare il Paese, su cui rimettere in moto la crescita. Perché è vero, oggi non tutto si decide in Italia, sappiamo che molto si decide in ambito europeo, ma dobbiamo interrogarci anche di quale Europa abbiamo bisogno. In un momento in cui sembrano prevalere gli egoismi, un'idea povera di Europa, un'idea di Europa legata fondamentalmente all'asse tedesco e della Banca Europea, della Banca Centrale Europea. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone vedrai, cederà. Se invece vince perché i crumiri gli dà la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, lui si chiamava e compagna la lotta, ecco il padrone facendo una mossa, un dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti piegati e curvati e noi gridare crumiri venduti e loro dritti senza pietà. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro là sul portone rideva allegro il porco padrone, lo maledetto senza pietà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, e che a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Questa ha per titolo La canzone del laureato. Dedicata agli studenti e ai lavoratori precari, unitevi tutti, questa è la canzone del laureato. Un quarto di vita passato a studiare per diventare
con gesti di pace, non faccio notizia e per la velina buco lo schermo se non con una briglia. Ma ora non siamo in pochi a pensare che qui c'è un paese da ricostruire per il mio futuro, per il tuo avvenire. Basta parole, mettiamoci insieme per il mio futuro, per il tuo avvenire. La laurea non serve, ora serve il badile. E a piccolate buttiamoci il muro dell'ignoranza, dell'inequità. Noi figli di Berlino non ci ferma nessuno, avanti c'è il posto che adesso si va. E a piccolate dell'ignoranza, dell'inequità. Figli di Berlino non ci ferma nessuno, avanti c'è il posto che adesso si va. Così io la provo a camminare dopo un quarto di vita passato a studiare. Muovo i miei passi per non morire, è mio il futuro, è mio l'avvenire. Muoviamo i passi per non morire, è nostro il futuro, è la libertà. Viva l'Italia! E adesso la parola al segretario regionale della CGIL, Emilio Villafora. Cari compagni e cari compagne, io penso che oggi stiamo non celebrando una riunione qualsiasi, ma un appuntamento molto importante, perché il completamento di un pezzo di discussione che si è tenuta nelle leghe, ma anche un rilancio di questa stessa discussione, come diceva nella relazione la vostra segretaria generale. Io penso che quello che si è prodotto e quello che state producendo in questa discussione è molto importante, più complessivamente per la CGIL, in una fase in cui facciamo difficoltà, lo dicevamo ieri nella riunione dei segretari generali del Veneto, ad avere un rapporto diffuso con i lavoratori, con la cittadinanza, in una fase che sfida anche il sindacato ad innovarsi, ad avere in campo proposte, non soltanto a fare propaganda, ma a capire cosa si muove nel corpo profondo della società italiana. Importante questo tipo di iniziativa e anche quello che state facendo e di cui vi ringraziamo, perché contribuisce ad arricchire quella che per noi è diventata una delle frontiere importanti accanto alle altre questioni su cui poi mi dilungherò un po'. Se vogliamo qualificare la nostra contrattazione sociale, che mette insieme i bisogni non solo delle persone anziane, ma che cerca di fare comunità, facendo incontrare le persone che hanno già lasciato il lavoro, con quelli che lavorano, con le tante famiglie e con i tanti ragazzi che oggi vivono una condizione di difficoltà e di sofferenza. Siamo come paese dentro un passaggio storico, a mio avviso. Non un passaggio normale, perché in discussione ci sono non solo i diritti che abbiamo conosciuti, ma un'idea di società, un modello sociale, la stessa possibilità di pensare ad un futuro che espanda le condizioni di libertà, di eguaglianza tra i soggetti di questa società. Siamo di fronte ad un passaggio storico, perché a secondo come evolverà lo scontro che è aperto in Europa e in Italia, il rischio di trovarci di fronte a una società più ineguale, in cui crescono i poveri, in cui cresce la sofferenza e in cui il Paese complessivamente rischia di arretrare. Ma noi stiamo da quella parte di chi pensa che un'altra risposta è possibile, che dentro questa rivisitazione del modello sociale europeo non si tratta di lasciare e di mollare i diritti, le prestazioni, il welfare che abbiamo costruito, ma di ripensarlo, sapendo che abbiamo bisogno di uno sforzo generale che parli a soggetti oggi esclusi e che rischiano di essere messi ai margini della società,
aumentando per questa via non solo le diseguaglianze, ma quel senso di abbandono, quel senso di solitudine che non attraversa soltanto oggi le persone anziane, ma tanti ragazzi, tante ragazze, le solitudini di tante donne che sono rimaste senza lavoro e magari escono da una storia familiare fatta di separazione, di tanti uomini, di tanti lavoratori che accanto alla perdita del lavoro hanno perso anche una loro identità sociale. Noi abbiamo bisogno di pensare a questo mondo, non come un mondo a cui bisogna dare una risposta di tipo assistenziale e reddituale, che pure c'è, ma come una delle grandi leve su cui ripensare il Paese, su cui rimettere in moto la crescita. Perché è vero, oggi non tutto si decide in Italia, sappiamo che molto si decide in ambito europeo, ma dobbiamo interrogarci anche di quale Europa abbiamo bisogno. In un momento in cui sembrano prevalere gli egoismi, un'idea povera di Europa, un'idea di Europa legata fondamentalmente all'asse tedesco e della Banca Europea, della Banca Centrale Europea. Oh cara moglie, stasera ti prego, diamo figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che tu devi sentire. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata
la canzone del laureato. Dedicata agli studenti e ai lavoratori precari, unitevi tutti, questa è la canzone del laureato. Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore, avrei preferito una laurea d'onore in canti ed in vino, mio caro signore. Ed ora che sono benvenuto tra la gente educata a studiare come solo dovere, l'unico posto a cui posso aspirare è un lavoro al call center, e chi me lo fa fare? E chi me lo fa fare? Questa vita non è vita, e se mi volessi sposare dovrei fare un mutuo, ma non ho le credenziali. Chi può dare quattrina d'esistenza precaria, lo diceva Pasolini, certa vita è miseria. Giovanni, un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore, avrei preferito una laurea d'onore in canto ed in vino, mio caro signore. La mia generazione non ha perso, perché questa mia non ha mai vinto. Figlia di Dante caduta nel limbo, un nonno per cantante, lo abbiamo solo noi. E io solo noi, mi si vede la mattina presto e ho perso il lavoro. Come posso al mattino guardarmi allo specchio, pensare ad un figlio, sentirmi più vecchio? No, non è una scusa, ma una preoccupazione di chi ha già un domani senza pensione. Senza pensione! E tu, cara amica, anche tu, laureata, figlia di madre di un FUS 68, chi ti consiglia, ti dice di darla al primo colluso di un padre corrotto. Eppure era un sogno diverso, ma in qualche modo qualcuno l'ha perso. Se ora ripenso a mio nonno partigiano, che nostalgia per quel mondo lontano. Bella ciao! E mamma perdona, e queste mie parole, mi sono laureato ed ora sono dottore, avrò il diritto di rivendicare la mia dignità, costanza e amore. Eppure se provo ad alzar la voce, a mettermi in piazza con gesti di pace, non faccio notizia e per la velina buco lo schermo se non una trivia. Ma ora non siamo in pochi a pensare che qui c'è un paese da ricostruire per il mio futuro, per il tuo avvenire. Basta parole, mettiamoci insieme per il mio futuro, per il tuo avvenire. La laurea non serve, ora serve il badile. E a piccolate buttiamo giù il muro dell'ignoranza, dell'inequità. Noi figli di Berlino non ci ferma nessuno, avanti c'è il posto che adesso si va. E a piccolate dell'ignoranza, dell'inequità, figli di Berlino non ci ferma nessuno, avanti c'è il posto che adesso si va. Così io la provo a camminare dopo un quarto di vita passato a studiare. Muovo i miei passi per non morire, è mio il futuro, è mio l'avvenire. Muoviamo i passi per non morire, è nostro il futuro, è la libertà. Viva l'Italia! Mai come in questo momento ci sia bisogno del sindacato confederale, e questa è la domanda che è uscita dalle nostre assemblee. Decine di assemblee fatte, e la domanda che è uscita anche dalle assemblee di fabbrica, che come altri molti noi siamo chiamati a fare le assemblee unitarie in fabbrica in questo periodo, perché siamo attrezzati
probabilmente più degli a parlare di previdenza sia per i noi pensionati sia per i pensionati, e sulla casa i tre pilastri della riforma saldo Italia. Siamo attrezzati e proprio in questa assemblea si sente che sono unitari. La domanda finalmente si è uniti, ci vuole il sindacato. E il sindacato confederale l'abbiamo sentito anche come esigenza ieri, quando abbiamo distribuito un volantino unitario davanti all'ospedale di Vicenza, con il contenuto di cui ha parlato Giacomo Assarati, cioè 150 euro per l'ambulanza, pagare il ticket sulle prestazioni se non sei stato ricoverato. La reazione sia nelle assemblee nostre, sia nelle assemblee unitarie, sia tra la gente è questa. Finalmente si sente. Serve un sindacato confederale mobilitante, confermo. Ma oggi noi siamo riferimento. Ma se è così, cioè se c'è questa domanda che è pressante, come mai noi non riusciamo a sfondare questo? Cioè se c'è questa domanda che è un fatto positivo, è la domanda del pensionato che sa già che nel momento che va in pensione ha il governo, allo Stato, adesso gli dà 20.000 euro, una speranza di vita famosa. L'operaio che va in pensione l'anno prossimo sa già che lui dà 15.000 euro a uno Stato che con cui non avrà niente. Cioè questa domanda non a cui dobbiamo rispondere non ci porta alla soluzione. Cioè, come mai, se c'è questa esigenza di sindacato confederale, noi non riusciamo a superare gli iscritti, siamo a pareggio fra deceduti e distenuti. Volevo invece riportare anch'io, come altri compagni, l'articolazione, la complessità del dibattito che sta attraversando la mia provincia rispetto a questo complicatissimo momento sindacale. Allora mi sottraggo, lo dico subito, alla ritualità e cerco di fare uno sforzo di verità. E, tra l'altro io penso che davvero tra le tante cose che mancano a questo Paese e alla politica sia la ricerca di una verità. Allora, la prima parte del mio ragionamento riguarda lo SPI e non è piaggeria, però io penso che lo SPI sia una grande forza e abbia una grande forza. E ripeto, non voglio fare l'elenco di tutti i diritti che tutela delle azioni che fa, voglio soffermarmi su due punti molto velocemente. Il primo, che io accredito soprattutto allo SPI, è il problema della lotta all'evasione fiscale. Guardate, la lotta all'evasione fiscale si fa con una volontà governativa, si fa con un'incursione a cortina, si fa con le leggi. Poi c'è una pratica tignosa, quotidiana, che va dal sindaco e quotidianamente chiede se questi patti li ha fatti o non li ha fatti, se ha incrociato o non ha incrociato i dati, se finalmente nei cittadini, nelle strade del comune è diventata cultura, convinzione che chi evade è veramente un delinquente. Guardate, quelli che non fanno gli scontrini fiscali sono della brutta gente, ma molto peggio sono quelli che sottraggono a chi ha diritto ai servizi e alle tutele i servizi necessari imbrogliando sugli ISEE. Sono i ladri di welfare che mandano i figli all'università gratis, che mandano i bambini al nido gratis, che accedono gratis all'assistenza tutelare. Lo SPI ha incontrato in 2 giorni 1200 ragazzi delle scuole primarie e secondarie di tutta la provincia e vi posso assicurare che per noi è stata un'esperienza bellissima e vedere ragazze e ragazzi tanto vituperati in questo momento commuoversi per la storia di un medico pedagogo polacco
polacco che aveva fondato una città degli orfani a Varsavia e che sono stati portati tutti a Treblinka, per me è stato uno dei momenti più alti e più gratificanti del mio mandato di segretario. Quindi questa ve la dico, è una roba bellissima ed era giusto dirla. Per dire quello che noi abbiamo invece ascoltato nelle nostre assemblee, me la cavo con aggettivi: incazzati, preoccupati, frastornati, confusi. Non aggiungo altro perché abbiamo l'universo delle sensazioni in questi 4 aggettivi. Ma la parola d'ordine che sta uscendo, guardate, da tutte le nostre pensionate e pensionati, lo voglio dire anche molto chiaramente alla Carta, l'esercizio del diritto. L'esercizio del diritto di avere uguali diritti come pensionati, uguali diritti nei confronti di altre regioni, ma all'interno della provincia di Belluno esercitare uguali diritti fra chi è pensionato a Ceceniga e chi è pensionato a Belluno. È una questione drammatica. Ho bisogno di 2 minuti. 2 minuti. La provincia di Belluno ha il 4,8% della popolazione del Veneto. Un territorio che è il 20% del Veneto. Cosa vuol dire questo? Detta così non serve a nulla. La nostra densità abitativa è di 58 abitanti per chilometro quadrato. La densità di Padova è 436 abitanti per chilometro quadrato. La densità di Trento è 80 abitanti per chilometro quadrato. L'indice di invecchiamento all'interno di questa situazione della provincia di Belluno è arrivato a 180 rispetto all'indice di vecchiaia, non lo voglio chiamare di vecchiaia, ma si chiama così, rispetto alla media del Veneto che è 145, vuol dire che per ogni giovane ci sono 1,8 anziani, per capirci. E i 69 comuni della nostra provincia, solo 8 sono sopra 5.000 abitanti, di questi 8, 2, Belluno e Feltre, sono oltre 10.000. Abbiamo dai 271 abitanti di Zoppé e Cadore ai 36.000 di Belluno. Perché vi ho voluto rubare questi 2 minuti? Perché senza questa fotografia non si riesce a capire la difficoltà dello SPI, delle leghe, dei compagni e delle compagne che lavorano sul territorio giorno dopo giorno a confrontarsi con la gente, con la nostra gente. Perché io ho coniato un termine per i nostri decapitisti, non sono più decapitisti ma sono psicologi del territorio, così come i pensionati non sono più pensionati ma sono ammortizzatori sociali sul territorio. Questo sta succedendo. Porto altre considerazioni. Allora, in tanti interventi che sono stati fatti abbiamo riscontrato che i nostri pensionati sono così consapevoli delle difficoltà e della complessità del periodo che stiamo attraversando che la rabbia e la delusione, sentimenti espressi spesso in questi ultimi anni, anche in modo molto animato dai nostri compagni perché non riuscivamo a portare a casa risultati sul fronte delle pensioni e della non autosufficienza. Beh, questa rabbia e questa insoddisfazione ha lasciato il posto a una grande preoccupazione per il futuro dei figli, dei nipoti, dell'Italia. Sempre più spesso, anche nel nostro Lincoln Nord-Est, i nostri pensionati, con le pensioni che conosciamo, devono farsi carico di figli che perdono il lavoro, che non ce la fanno pagare il mutuo. Abbiamo avuto testimonianze di donne che vivono drammi e non riescono ad avere il sostegno dai servizi sociali e dai comuni che sono senza soldi. Sono state poste dai nostri pensionati questioni importanti e che chiedono risposte da parte della CGIL. Sulla precarietà, per esempio, dicono: ma come è stato possibile si siano raggiunti questi livelli di precarietà? Ma la CGIL non poteva fare di più? Poteva rendersene conto qualche anno fa che non si poteva lasciare andare avanti così? Alla nostra segretaria nazionale, Carla Cantoni.
Emozionante, La lettera di Anna Letto. Quante ne abbiamo? Anche quelle che non si sanno. Io voglio ringraziare Rita per la sua bella relazione e le compagne e i compagni che sono intervenuti, Emilio, il nostro segretario generale della CGIL regionale. Abbiamo ascoltato, ci siamo ascoltati, avevamo bisogno di stare insieme, di sentire le parole che Rita ha detto, che ogni intervento ha portato qui. Perché vedete, sembra passato tanto tempo, invece sono passati solo 110 giorni circa da quel famoso 12 di novembre nel quale il Presidente del Consiglio è salito al Colle per dimettersi ed è salito al Colle dopo 15 giorni dalla nostra bella manifestazione del 28 di ottobre. Chissà se abbiamo contribuito forse un po' anche noi a spintonarlo verso il Colle quel 12 di novembre. Una bella giornata, siamo stati contenti quando finalmente si è deciso ad andarsene. Perché per 3 anni noi abbiamo fatto i conti, ha fatto bene Rita ed altri a ricordarlo, e bisognerebbe che non ce lo dimenticassimo mai, perché tra un po' si rivota e a volte torna, no? Noi abbiamo, per 3 anni abbiamo fatto i conti con una situazione drammatica nel paese, che non è finita ovviamente, 3 anni di disastri. E quei 3 anni hanno fatto sì che il nostro paese sia retrocesso fra gli ultimi in Europa, esposto ad una derisione e sottomissione economico e finanziaria ai potenti d'Europa, e questo c'entra con quello che sta succedendo. Non è capitato così per caso la lettera della BCE con ciò che dice la Merkel. E prima parlavo con un compagno che timidamente mi diceva una cosa drammaticamente vera. Quante volte la CGIL ha detto ci vuole una politica industriale perché le fabbriche se ne stanno andando, stanno delocalizzando ovunque dopo aver mangiato risorse e soldi in questo paese, e se ne sono andati anche dalla vostra regione, portando via troppi siti produttivi. E quante volte abbiamo detto sediamoci e proviamo a discutere di politica industriale, di quello che sta avvenendo. Siamo in Veneto, un governo di cui faceva parte in termini rilevanti e di potere la Lega. Anche questo bisogna continuare a dirlo. Poi se ne sono andati grazie anche alle tante battaglie della CGIL, ed è arrivato il governo di emergenza, perché siamo in emergenza e abbiamo bisogno di uscire dalla crisi senza pagare un prezzo troppo alto, quel prezzo che viene imposto alla Grecia. Ha ragione la Tivoli, e non imposto, ed è per questa ragione, visto il male che hanno fatto a tanti pensionati in Grecia, noi abbiamo inviato telegrammi, compagni a parlare con loro, esprimendo una grande solidarietà al sindacato greco e alle organizzazioni dei pensionati che ci sono in Grecia. Abbiamo bisogno di uscire con un reddito dignitoso e con meno povertà,
E la povertà, lo avete detto anche voi, non si misura solo dal salario che tu prendi e dalla pensione che hai, ma dall'aumento dei prezzi, delle tariffe, delle medicine, dei ticket, da tutto quello che ci capita ogni giorno. E i compagni mi dicevano, ma tu prima, ma tu quando vai a Ballarò parli poco, delle pensioni dovresti parlare un po' di più di pensioni, ma parlare di lavoro significa difendere i pensionati di oggi, perché senza lavoro non c'è niente. Allora, dobbiamo portare il governo a mettere al centro le condizioni reali delle persone, non l'articolo 18. Il lavoro, la redistribuzione del reddito, perché senza questo i consumi non girano e la recessione che è già dentro di noi peggiorerà e la paura crea rassegnazione, lo sapete, crea individualismo e aumenta un qualunquismo pericoloso e lo sapete perché parlate con le persone che incontrate, quante volte magari fino a qualche anno fa si fermavano a discutere ed oggi non discutono, oppure dicono cosa ci possiamo fare, sono tutti uguali, e no. Questa è la paura del qualunquismo che non aiuta neppure la nostra battaglia. Si trasforma in deriva autoritaria, il passo è breve, compagni, come succede nei tempi di crisi e di forte recessione. Per questo Monti, anzi il professor Monti, ci deve ascoltare. Lui ha aggiornato la trattativa, va bene, se questo serve a trovare le risorse per un buon e sopportabile accordo, ma non dica che va avanti da solo se non c'è l'intesa. Non lo dica, professor Monti, non lo faccia. Caro professor Monti, una trattativa non è uguale a un esame universitario alla Bocconi, è un'altra cosa. Una trattativa si fa per trovare un accordo condiviso, dove si può anche cambiare idea, noi ma anche lui. Essere sabato con i lavoratori edili, che sapete che io amo tantissimo, a Roma, che si battono per il lavoro, la legalità, per aprire i cantieri, per i troppi morti che ci sono ancora in quel settore, e saremo anche lì. E democrazia vuol dire quello che ha già anticipato Emilio Piafora, cioè dire che siamo anche noi con la Filcams che dedica il 4 marzo alla lotta delle lavoratrici che dicono che la domenica ci appartiene. E democrazia, compagni e compagni, vuol dire aiutare concretamente i compagni e le compagne della funzione pubblica, della scuola, dell'FLC che hanno la questione nei prossimi giorni, dove i pazienti non sono lasciati nei corridoi e nei pronti soccorso, dove giovani donne muoiono ancora di parto in troppi ospedali del nostro paese. E democrazia significa controllare le case di riposo, come ha denunciato lo SPI, che sta facendo una grande campagna per far sì che vi siano controlli a tappeto in tutte le case di riposo, perché troppi anziani vengono lasciati soli e subiscono delle violenze incredibili. E democrazia vuol dire assistenza, vuol dire intervenire per il non autosufficiente. Democrazia vuol dire tutelare le pensioni sul serio, non con la social card, neanche quella di Monti ci piace, per essere chiari. Vede, professor Monti, lei ha ridato credibilità
ha ridato credibilità al nostro Paese in Europa e nel mondo, e ne avevamo bisogno. Ora faccia un altro sforzo. Ridia rispetto e speranza alla parte più importante e più generosa del nostro Paese, che sono i lavoratori pensionati giovani. E a proposito di giovani, quando io dico giovani, penso ai giovani, quelli veri, non solo quelli che sono maestrati per scrivere le lettere al Corriere della Sera contro gli anziani che non sono generosi. E lo SPI, compagni e compagni, a proposito di ciò che diceva Angelo, non smetterà mai di lottare. Sono 3 anni che lottiamo e non rinunciamo ora solo perché c'è un governo tecnico, perché noi non siamo e non saremo mai un sindacato tecnico.